Salve a tutti, ben ritrovati, sono ancora in compagnia di Mario Arnaldi, non perdo un secondo e vado subito a salutarlo e entro subito nel vivo della nostra conversazione perché ovviamente quando le cose sono interessanti il tempo passa via molto in fretta e velocemente, quindi non perdo altro tempo. Mario. Ieri ci siamo lasciati perché purtroppo il tempo a nostra disposizione era finito, ci siamo lasciati parlando dei giochi, sì, di questi momenti di imperfezione che volontariamente inserisci all'interno della perfezione invece, perfezione intendo geometrica, insomma, dei tuoi quadri, dei quadri dei due dipinti. In particolare in questo vi è, mi dicevi, come un rebus, è un vero e proprio gioco, sì, c'è una vera e propria segretezza. Sì, diciamo che di solito quando dipingo, quindi quando mi esprimo proprio nel massimo della mia libertà, vado molto a indagare me stesso. In questo caso però è stato un momento un po' di relax. Questo è un quadro più giocoso. Si chiama La moglie del marinaio, due, perché esiste una moglie del marinaio 1, piccolino, che avevo fatto, che è stato, diciamo, quello che mi ha dato l'idea per questo qui. È un quadro che ha un aspetto un po' magrittiano, quindi già dicendo questo ho dato una carta per svelare il trucco. Qui c'è un gioco che non tutti riescono a vedere finché non lo rivelo. È un peccato però rivelarlo. C'è la moglie del marinaio qui. La moglie del marinaio ha una collana con un ciondolo fatto a veliero. È data dalle forme della... è data dagli alberi, esatto, sì, bravo. E quindi c'è tutto un discorso di questa donna alla finestra che vede la nave. Ovviamente poi la conchiglia è posizionata in un posto, esatto, sarebbe il suo sesso. Sì, con un merlo insidioso. E la nave, le due navi, adesso la piccolina in lontananza non si nota, ma sta andando in quella direzione, sì, mentre quella che lei porta al collo sta andando di qua, come un desiderio che lui ritorni a casa, forse perché ha paura di essere insidiata, non lo so, ma questo è solo un gioco, devo dire la verità, non è una cosa che è nelle mie tematiche proprio in maniera profonda, ecco. Tuttavia mi piace andare a nascondere questi particolari, a giocare con questi equilibri. Ecco, come dicevo prima, no? Abbiamo delle forme geometriche che si equilibrano fra di loro, dei pieni e dei vuoti. Lo straccio bianco equilibra il vuoto della finestra. La figura della donna è ricavata da queste silhouette che vengono intagliate dagli alberi. E tutte le cose che si trovano poi su vari livelli, no? In realtà si pongono tutte quante su un unico livello alla fine, formando poi il disegno di lei alla finestra. Per cui è un gioco, diciamo, di tecnica. Allora Mario, anche per te vale diciamo, la regola di chiunque venga qui a dire, no, sto scherzando, anche per te, quindi anche con te vorrei dedicare questa puntata alla tua esperienza, alla tua vita, alla tua biografia, a come lo faccio sempre con gli artisti che vengono qui, e la seconda puntata la dedico proprio all'esperienza biografica di ognuno degli artisti che viene, perché forse poi alla fine è utile sapere in che contesto è cresciuto e si è evoluto un artista, cosa ha visto, il suo background culturale, appunto, torno a ripetere, per decifrarne meglio no, lo stile, una propensione, una comunicazione, una riflessione. E quindi anche per te, anche con te vorrei fare questo, vorrei chiederti, tu non sei nato qui, non sei... no. Sei ligure, mi Io dice. sono ligure, sono di Taggia,
la patria delle olive taggiasche. Che bambino eri? Che infanzia hai avuto? Ma l'infanzia di tutti i bambini, allegra, spensierata, tutto quello che si vuole, insomma. Se devo dire la verità, a volte guardo i miei vecchi quaderni della seconda elementare, della terza elementare e ricordo i maestri che dicevano con i miei genitori: ah, fategli fare le scuole artistiche perché suo figlio... Io guardo i disegni che facevo sotto i temini, erano orrendi. Non so, questi maestri avevano sicuramente degli occhi molto lunghi. Tant'è che poi i miei genitori si sono lasciati convincere e mi hanno permesso di fare le scuole artistiche, quindi ho fatto il liceo artistico Arturo Martini a Savona. Però hai sempre avuto quindi questa propensione, sì, io già disegnavo e dipingevo prima ancora di andare a fare il liceo. La prima cosa che hai disegnato, non te la ricordi? Sì, sì. Ho fatto un quadro a olio. All'età di? 13 anni credo, 13 anni, 12 o 13 anni. Era un guerriero mongolo, veramente brutto, ce l'ho ancora. Con l'ascia insanguinata e così, di cui feci il viso con il pongo sulle mattonelle della cucina di casa mia e lì è rimasto fino all'anno scorso, quando poi è stata ripulita la cucina e sono spariti tutti questi giochi di pongo. Cioè, facesti il pongo, facesti il viso col pongo prima di disegnarlo o dopo? Dopo, perché mi piaceva quel quadro lì e allora la feci lì. E i miei genitori lo tennero quasi come un oracolo lì attaccato a quelle piastrelle, più tutti gli altri disegni di pongo dei nipoti, eccetera, insomma. Dai, curiosissimo. Sì. Quindi quello è stato il tuo primo... E quindi hai frequentato l'istituto... Il liceo artistico di Savona, Arturo Martini. E dopo il liceo artistico sono venuto a Ravenna. Sono venuto a Ravenna, in realtà è stato uno strano caso perché io volevo fare l'insegnante. Ecco, infatti tu mi hai detto la mia aspirazione era quella di diventare un insegnante d'arte. Di insegnare, perché avevo avuto un insegnante alle medie di disegno che era per me una luce e in lui, in questo mestiere di insegnare il disegno, ci vedevo una missione, per cui volevo fare l'insegnante. Quando siamo stati al quarto anno del liceo, all'epoca erano solo 4 anni, le varie accademie mandavano nei vari licei i manifesti con i corsi, con il programma di corsi che facevano e per uno strano caso ci fu il manifesto dell'Accademia di Ravenna a Savona. Nello scorrere tutti i vari programmi, tutte le varie cose, c'era la voce restauro. Io non avevo mai pensato al restauro in vita mia e in quel momento lì si è accesa una lampadina e ho detto voglio fare il restauratore. E così è andata, abbiamo cercato posti più vicini, però non ce n'erano e alla fine sono venuto a Ravenna. Quindi tu ti sei buttato a capofitto in questa cosa, no? Perché non avevi preventivato di farlo, ovviamente. Poi per fare restauro, che era un corso a parte, dovevo scegliere una delle varie facoltà che c'erano in accademia e quella che mi era più congeniale era pittura. E quindi ho fatto pittura con Umberto Folli, ho fatto incisione con Tono Zancanaro e queste erano le materie artistiche che più mi hanno coinvolto. Con Folli abbiamo avuto un certo po' di attrito, perché io all'epoca dipingevo in maniera un po' caravaggesca. Ecco, e questo ti volevo chiedere, come hai vissuto quegli anni, proprio come allievo? Erano molto combattuti, perché Folli voleva che io dipingessi al suo modo, io invece volevo dipingere a mio modo. C'era una certa battaglia, tant'è vero che al quarto anno mi ero ridotto a dipingere nel corridoio, dipingevo nel corridoio, però devo dire la verità. Spesso e volentieri ho beccato il professore, quando io ero assente, davanti al mio quadro a guardarlo. Ah sì? Sì, mi ha promosso con 30, quindi devo dire che era un amore e odio. Io da lui ho imparato molto, devo dire la verità. Ho imparato l'uso della luce, che invece prima non usavo in maniera caravaggesca, perché era molto chiaro e scuro. Invece Folli mi ha insegnato che nell'ombra ci sono un sacco di colori, ci sono un sacco di luci all'interno dell'ombra, non è mai nera l'ombra. Il nero è solo il buio, ma l'ombra è piena di tanti colori. Mi ha insegnato a vedere i colori anche nella luce, che non c'è soltanto un solo colore, ma ci sono tanti colori. Devo dire che
nel bene e nel male tutti coloro che mi hanno accompagnato nel mio percorso artistico come allievo mi hanno sempre insegnato qualche cosa, sempre. Vabbè. E io sono debitore a tutti quanti. Quanto è stato importante il fatto che tu abbia deciso di... sai che molti artisti non hanno frequentato un'accademia, non hanno fatto degli studi, ma comunque oggi vivono di arte comunque allo stesso modo. Sì. Quanto ha influito invece nel tuo percorso aver fatto questo tipo di studi? Per me è influito perché, come ripeto, io sono molto legato alla tecnica. Sono molto legato alla tecnica anche quando è il momento di abbandonarla, perché comunque sia l'avere una coscienza di qualcosa che si abbandona deliberatamente è una cosa importante. L'abbandonare una cosa semplicemente perché non si sa, non si conosce la materia, sì, è puerile. E quindi per me l'Accademia è importante. L'ho consigliata a un bravissimo artista faentino giovane, Martino Neri, e adesso sta facendo l'Accademia a Firenze ed è contentissimo di farla. Non ha assolutamente cambiato il suo modo di dipingere, ma semplicemente gli ha dato più coscienza. Quindi tu oggi ai giovani che vogliono fare il tuo lavoro, che vorrebbero fare il tuo lavoro, vivere d'arte, consiglieresti di fare l'Accademia? Assolutamente, perché? Oggi non lo so. Oggi non lo sai? Oggi non lo so, perché le accademie non sono più le accademie di una volta, almeno quelle che conosco io. Cos'è cambiato? L'insegnamento, la professionalità, la qualità degli insegnanti. Una volta uno andava in accademia, come quando sono andato io in accademia, come direttore avevamo De Grada, come professore di incisione avevamo Tono Zancanaro, come professore di pittura locale, chiaramente un artista locale, Folli, che comunque è un artista che ha quadri esposti nei musei più importanti del mondo. Avevamo come professore di italiano avevamo Santi, avevamo Carrà in storia dell'arte anche De Grada, Raffaele De Grada. Avevamo tutti i nomi importanti, a oreficeria c'era Pomodoro. Gio Pomodoro, tutti nomi importanti, cioè nomi che oltre a dare prestigio all'Accademia sapevano essere dei fari, nella loro maniera ovviamente, però sapevano essere dei fari. Pedagoghi anche, cioè erano proprio... Pedagoghi non lo so, perché parlando di Folli non era proprio un pedagogo. Per esempio siamo andati a vedere l'Accademia di Venezia dove insegnava Vedova. Vedova era un personaggio straordinario. Lui non voleva assolutamente che qualcuno dipingesse alla sua maniera. A ognuno cercava di inquadrare qual era la sua cifra e gli diceva vai avanti lì e ti indirizzo io come devi fare. Per migliorare la tua cifra, non la mia. Io ho già la mia cifra, tu devi migliorare la tua. Vedova era veramente grande sotto questo, e mi piace soprattutto anche come artista. Sì. Hai mai pensato tu di fare, visto che era la tua idea iniziale, perché poi l'hai abbandonata l'idea di insegnare? L'ho abbandonata perché questioni della vita, quando è stato il momento che alla fine mi sono deciso di fare il corso per l'insegnamento, già lavoravo, già avevo una famiglia e i corsi li facevano a Bologna e io non potevo permettermi di andare a Bologna e saltare il lavoro. Così ho lasciato perdere. Ti piacerebbe però oggi? Sì, mi piacerebbe, ma sarei un insegnante molto molto severo. Saresti severo? Molto 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 severo. Non promuoverei così a destra e a manca. Forse la cifra che ha perso l'Accademia oggi, ma non solo l'Accademia, penso un po' a tutte le discipline, tutte le università, è anche questo, cioè manca proprio la serietà e il rigore di una volta. Non lo so, sono cambiati i tempi, sono cambiate è cambiato il mercato, è cambiato un sacco di cose. Oggi, per esempio, l'altro giorno stavo girando in macchina per Ravenna, dove stanno facendo parecchi murales, street art. Sì. Non l'ho mai amata molto la street art, devo essere onesto, ma vedendo quelli che stanno facendo a Ravenna,
chi è di Ravenna mi ucciderà in questo momento, io credo che siano molto belli e penso che oggi come oggi sia forse l'espressione di arte contemporanea più corretta, la migliore arte contemporanea. Bene, È Mario. grafica, però è arte contemporanea. Bene Mario, è sicuramente curiosa la cosa che hai detto e avremo modo di approfondirne. Io adesso anche oggi sono costretta a chiudere. Ti saluto, saluto il nostro pubblico, mi raccomando domani con Mario Arnaldi. Ciao a tutti.